Eccoci qua, Sidoti, ciao Davide, ciao Amedeo, Francone, Francesco Mancini, Rocco Barocco, Lorenzo Rovere. Ci dovremmo essere adesso, teoricamente. Vediamo se ci siamo. Ci siamo o no? Adesso devo fare 2 operazioni preliminari. One moment, please. One moment. Però non capisco se siamo realmente in live o no. Ogni tanto si vaneggi, no? Sì, siamo in live. Siamo in live. Allora, ecco Agi, ecco tutti. Siamo pronti e un solo grido si alzerà, viva Agi, la 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 la. Quanto è bello far l'amore da Agi in su, la 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 la. Ok, torniamo sul tablettone, ragazzi, scusate, più che altro mi ero accorto di un problema. Allora, ok, siamo pronti, siamo in 18 porchi. Ok. Ciao Nighe del pazzo. Ok. È tutto pronto, ragazzi. Allora, schema di gioco. Veneziano, così. Oh, attenzione, il crollo di Sidoti. Il crollo della più bella cosa dopo Agi. Allora, attenzione. Siamo messi veramente di merda. La mettiamo Pep. Maurizio Michelotto. Subito parte a bomba, Mauri. Che fortuna Bartolucci. Oh, tutti gialli siamo. Che bello. Allora. Chissà chi farà il primo gol da centrale. Sono ancora curioso. Aspettiamo ancora 2 minuti. Poi partiamo. Mettiamo un attimo il messaggino. E si parte. Na. Ok. Molto bene. Ecco Bartolucci. Tutti gay per cui. Ragazzi, direi di partire subito. Cioè, deve cambiare assolutamente tutto. Mi sono un po' allenato. Dopo la Liga ho fatto qualche partita così per riprendere un po' la mano, perché con FIFA chiaramente ho perso un po' tutto. Ecco, le previsioni di Zincaro sono esatte. Bell'uomo Zincaro, anche lui. Lo zoccolo duro, devo dire, sono tutti bei ragazzi, perché lo guardo ogni tanto quando registra, veramente un bell'uomo, anche Zincaro. Da un momento all'altro i giocatori dovrebbero fare la loro comparsa sul terreno di gioco. E si parte, ragazzi, dal Sidoti Stadium. Luca Marchegiani. Ciao Fabio, è bello oggi. Guarda, quasi mi verrebbe voglia di tornare a giocare. Guardate Michelotto tutto fashion, guardate Mauri, ragazzi, un belloccio di proporzioni bibliche. Dai Fioi. È già gasato, Gai, me lo vedo Gai. Guardate Gai, perfetto nel passaggio. Terenzino, vai Terence, tipica sciabolata di Terence, Venezia al volo! Mamma mia, si parte bene, sono più carico di ieri ero un po' in tensione per l'inizio dello zoccolo, oggi mi sento ispirato. Adesso vedi 4-0 Lecce. Vediamo Bartolucci, la prova del 9 per Bartolucci con i baffetti la prende, bravo Barto. Gervasi, Rodolfo, Gui. Eman Gui. Il pallone sulla sinistra, ora cosa succederà? Gioca bravo Gai. La mette sulla sinistra. Terenzino. La mette Veneziano. sulla sinistra. Palla in profondità sulla fascia. Terence. Boom! Eccolo qua, il polemico. Un cross perfetto. Poesia in movimento, Agi subito così, senza colpo ferire. Veneziano la dà, Eman la ridà, Terence la lancia e così. Boom! Gheorghe, il porco Agi. Hanno trovato subito il gol del vantaggio e adesso avranno più spazi. Venire finalmente, dai, ma la sento anche più veloce la squadra. Risultato positivo, frutto della grande stiamo zitti però, stiamo zitti.
Ha rischiato tanto mettendo in Attenzione, campo attenzione, no, ecco contemporaneamente subito, ma molti porca di quella attaccanti. vaccona. Ma alla fine si è rivelata la scelta giusta. Se non fosse stato per lui probabilmente avrebbero perso. Esplode, dai, dai cazzo su Discord, belli cattivi su Discord, belli cattivi su Discord. Un giorno ce ne tutti insieme. No! Mamma mia, subito rischio. Un'ottima opportunità che poteva anche portare al gol. E grandissimo Agi, mamma, sempre Agi che fa così la polemica. Cioè Agi l'uomo più polemico del pianeta. Anche quando gioca bene è polemico. Questo è Gheorghe. Ecco, la perde subito. Agi fa una cosa bella e dopo si perde. Come dicevo bene, che abbiamo visto bene che ieri con un super gol di Zincare. Aia, gol. Mamma mia. Bartolucci fa qualcosa di giusto, bravo Bartol. Ditino c'è. Gai, Gui. Vanno sfruttate decisamente meglio. Gai, bellissimo Gai. Cerca un compagno. Efficiente veneziano. Cerca Veneziano lancia Tognin. Il Togno. Togno. Ma cosa fa il Togno? Poteva essere un contropiede interessante questo. Peccato. Ciao Federico Brai. Agi, cioè, questo è Agi, signore. In realtà ho abbassato la risoluzione perché mentre registro, cioè mentre faccio la diretta, ho visto che proprio c'è scritto un messaggino che a risoluzione sopra le 1920 potesse essere problemi di rallentamento. Io non vorrei che questo fosse stato un problema grosso ieri, che magari giocavo un po' più lento e facevo fatica. E c'erano tempi di risposta secondo me non come il solito. Infatti la sento molto più veloce tutto adesso. Terence! Mamma mia, sento veramente il gioco molto più veloce. Era quello forse il problema. Era giocare vicino ai 4K che non va bene. Neanche Agi vuole i 4K. Bella rete di passaggi. Ciao Mito, ciao la Mito, non guarda. Prova con la palla lunga. Cerca lo spunto. No, ecco, non era i 4K. No, guarda Mito, mi dispiace tantissimo, ma tra le vacanze, il fatto che ho bestemmiato in polacco antico delle prime due gare di F1, lasciamo perdere. Poi l'ultimo sabato mi sono svegliato alle 2:50. Guarda che gol di merda che abbiamo preso subito. Dai raga, sveglia però, ma niente, neanche il 4K. Flash Simulator devo aver tempo ragazzi, cioè, ho una voglia matta anch'io. Ciao TL98, storico TL98. Dai Agi, il gol di Agi non può portare sfiga, dai. Agi, bellissimo Agi. Per Veneziano si gira benissimo il Cube, ma la para il portiere del Lecce. Gervasi. Maurizio giocando una partita degna di nota, Maurizio, infatti la perde subito. Tocco morbido. Pericolo in aria. Chance per tirare. E c'è la rete. Ribalta il Lecce tutto in 5 minuti. Si sono disuniti e sono tornati avanti. È rimasto in linea con la difesa fino all'ultimo istante per poi partire al momento giusto. Non ho parole. Adesso conducono, anche se solo con un gol di scarto. Rimonta meritatissima. Ma cosa? Ma che Gianni stai zitto. Non vanificare il vantaggio. Gai. Cerca spazio. Palla intercettata. Non ho parole. Occasione per perdere questa vuol dire veramente non andare più in Serie A. Ragazzi, per piacere, cioè, sento un po', come si dice, non vi sento concentrati. Prova a verticalizzare. Michelotto. Si avvicina alla porta. Dai Mauri. Qui non ha saputo decidersi e la giocata non non ha ci siamo disuniti subito. Prova a passare con un pallone profondo. Bartolucci è un classico terzinaccio difensivo, molto forte ma difensivo. Sirotti dà più spinta, questo è il vero problema. Bartolucci è uomo da tenere il risultato, Sirotti è invece l'uomo di spinta. Termina così il primo tempo. Non c'è analisi. Ciao Micro, guarda che sei in squadra, Micro. Questa prima frazione di gara. Sono stati 45 minuti di gioco semplicemente imperdibili. Però perdere questa proprio vuol dire ciao. Con il secondo tempo. La squadra in svantaggio non deve guarda come gioca il Lecce, ragazzi. Incornata! Ce l'hanno fatta! Ora doppio vantaggio. Mamma mia. Il Lecce ha effettuato un grande contropiede. Sono stati rapidissimi nel trasformare una palla recuperata in un gol. Voglio più supporto, ma disastro. Guarda Michelotto, Mauri, ma che cazzo fai? Ora gettare al vento questo vantaggio sarebbe imperdonabile. Oh, ma cioè,
Fino al 1-0 abbiamo dominato. Ottimo il fraseggio. Cioè, non esistiamo più, ragazzi. Ma basta prendere un gol per ridurci così. Ma guarda che... No, vabbè, ragazzi. No, vabbè. Agi ha fatto il gol, ma solo quello. Cioè, Michelotto e Agi fuori dal cazzo. Così. Adesso mi girano i coglioni. No, perché, cioè, veramente è una roba... No. Agi non mi può... un campione come Agi non mi può perdere queste palle. Mi dispiace, al massimo può leccarle. Ecco il Tudo che mette i big money per entrare di prepotenza nella squadra. Prime polemiche tra Veneziano e Agi. Vuole di più Veneziano da Agi. Tonio. Grazie Tudo, sei gentilissimo. Però stiamo prendendo solo 3-1. Eccola qua il polemico di Agi. Vuole subito riscattare non si sa cosa. Vai Agi, bellissimo Agi. Ma che... No vabbè, va a fare in culo, dai. È arrivato il momento del cambio. C'è un doppio cambio. L'assetto della squadra ora potrebbe cambiare radicalmente. Che schifo, ragazzi. Che schifo. Che schifo. Agi comunque ha fatto una buona cosa. Lo vuole punzecchiare Agi, perché lui può vincere il pallone d'oro. Il Maradona dei Carpazi. Buon lancio. No, no. Ci mette la testa. Non si fermano più, ancora a segno. Mamma mia. E con un vantaggio di 3 gol la partita è quasi chiusa. Questa è una figura, ragazzi, da ricordare. Ha colpito perfettamente il pallone come voleva. Questo è un colpo di testa da manuale. La coordinazione perfetta e l'impatto con il pallone preciso. Arriva la seconda sconfitta stagionale, ma questa è disastrosa. Tripletta, hat-trick. Che partita eccezionale la sua. Beh, la sua sfida con i difensori avversari oggi è fino all'1-0, un dominio. Vantaggio di 3 reti, piuttosto rassicurante direi. Sono scioccato, ragazzi. No, ve lo giuro, oggi sono scioccato perché, cioè, 4-1 così, cioè... Guarda che... No, vabbè, ma... cioè... mantenere il possesso della palla in ragazzi, mi ritiro dopo questa, Cross in arrivo. Oh, ma tutti loro di testa. Ma Gervasi, Api. L'Arcangelo. L'Arcangelo, vede Tognin, Yoga. Passa là bonito. Vai Yoga. Veneziano, la bravo Terence. Veneziano e la sbaglia l'Arcangelo. Secondo gol per l'Arcangelo. E vola. L'Arcangelo vola. Il portiere non è riuscito a bloccare e allontanare questa palla. Ecco il Tudo, è impazzito il Tudo. Il Tudo vuole entrare in squadra. Però a questo punto il Tudo può essere Igor Tudor, difensore centrale. Sì, ma 4-2, ragazzi. Cazzo di partita. Bravo l'allenatore che l'ha messo in campo. Come è entrato in partita. È stato un cambio veramente che figura azzeccato. di merda, però, ragazzi. Con Lecce, insomma, cioè, carità. Si riparte. Squadra storica. Vai Terence. L'arroganza di Terence. Serve anche questo. Ottima giocata. Può crossare. Terence. Cerca il non è il suo piede, si vede. Veneziano! Gol di Veneziano! La riapre! 4-3, dai cazzo! Rubata palla agli avversari. Mamma mia, il Cume si è svegliato. Il Cume, terzo gol in campionato. Portato in maniera perfetta. Dai raga, crediamoci. Ultimo cambio, mettiamo Amedeo che la spacca. Da 4-1 mettiamo Amedeo la spacca adesso. Dai Ame cazzo, ma anche la chat, svegliarsi, porca troia. Da 4-1, 4-3, diamoci una svegliata, porca miseria. Dovete commentare anche l'incommentabile. Il fisico e conquista il pallone. Esce Michelotto e facciamo 2 gol comunque. Dai, crediamoci per una rimonta epica. Vai, tiki-taka. L'Arcangelo, vai Arcangelo. Dai, prima di uscire Tognin. Tonio. Vai Tonio. Ha spazio sulla fascia. Tonio la mette in mezzo, Veneziano fuori di molto. Occasione clamorosa, ha tirato in maniera inguardabile. A quanto pare ci sono dei cambi da entrambi i lati. Il Tudo è impazzito, ragazzi. Il Tudo vuole diventare presidente anche lui. Però mancano 10 minuti e siamo 4-3, partita abbastanza sconcertante. Vince il duello fisico e fa su il pallone. Bravo Gerva, ma il resto dorme. L'Arcangelo, ci siamo svegliati leggermente tardi. Attenzione, il piccolo Amedeo. No, è entrato malissimo Amedeo con un errore degno del peggiorame. Cerca l'uomo là davanti. Dai però, bravissimo Zincaro, l'apprendista di Chopin. Terence, effetto serra Terence, vai Terence. Può far tutto Terence, a questo punto facciamo far tutto Terence. Vai Terence. No, che cross di merda. Lungo passaggio in avanti. Devono cercare di essere più concreti se vogliono recuperare.
Dai, proviamoci per evitare una sconfitta che comunque... Amedeo, veneziano, lentissimo qualcuno, purtroppo è molto lento veneziano. Ma ogni secondo è prezioso. È finita ormai. Amedeo, l'ultimo respiro, Amedeo, fuori, perdiamo 4-3, incredibile partita. Proprio nel finale il gol del pareggio, ma non ce l'hanno fatta. Salviamo la faccia, però cazzo, 4-3, ma 4 gol, abbiamo preso da sti rincoglioni. È una sconfitta pesante. Il Venezia crolla in casa col Cosenza. Il Venezia veramente sta sprofondando senza di noi. Noi siamo a 15 punti, molto lontani da tutto. E vabbè. Eccolo qua il Tudo che vuole, si sta candidando con Francesco Borgia. Che Francesco Borgia è uno che arriverà sicuramente. Non ho parole. Ciao Gianni Palmieri, ciao Palme. Però ragazzi più supporto, che 4-3 così non è un bel inizio. Allora, Gasperini ce lo portiamo però. Il Duca, un inizio difficile per il Duca veneziano, oggi proprio non c'è. Mettiamo Gasperini. E va bene così. Ma no, ma Federico, guarda che non è che entra chi dona al mio corpo, che è diverso. Cioè, però non preoccuparti, Bray, tu rimani in chat e vedrai che entrerai sicuramente anche tu. Benvenuti a tutti i telespettatori. Dai ragazzi, per piacere, adesso la prima partita aveva 4-3 drogato, adesso dobbiamo vincere tutte però. Per piacere ragazzi, tutti insieme. Ci sarà Luca Marchegiani. Ciao Fabio. Come non è mai in formissima, non vedo l'ora di vivere questa partita con voi. Adesso per piacere ragazzi, tutti insieme però, perché volevate a tutti i costi una squadra creata da noi con le nostre maglie e tutte. Non vedo la chat che voglio. L'allenatore si sta incazzando, eh. Attenzione Bodelli. Bodelli è proprio una cosa che è in legali 99 stati. Voglio commenti e soprattutto da parte della cordata. Eyman, Agi, Michelotto che forse arriva dopo però. Tognin, ci dovete commentare ogni istante. Questo è il volere dell'allenatore. Rizzo. Ragazzi, tu io ti ringrazio, ma cioè ottima pressione la sua. Oh my god, mi sento male, vuole fare la picella 2 alla vendemmia. Grazie Tudo, veramente, sei stragentile. Fallo, calcio di punizione. Cos'è? No vabbè, ma ragazzi, ma dai, ma che cazzo stiamo parlando? Raga, dai. Per piacere, tutti in chat vi voglio. Ma dov'è Guy? Grazie Tudo, però bisogna vincere. È un'emozione che cresce piano piano. Stringimi forte e stammi più vicino. Se ci sto bene sarà perché c'è Gheorghe Agi. La. Mamma mia il Bode ragazzi, scatenato il Bode che ha velocità, che non è veloce però è potentissimo. Il Bode che ha un piede niente male. Ecco, appena detto. Intercetta opportunamente. Gasperini. Che l'azione era pericolosa. Nasdaq comunque è fondamentale. Vai Tonio. Il Tonio. Calcio d'angolo. No! Cosa fa il Bode? Impazzito, drogato il Bode. Respirare la difesa. Agi che è capitano, oggi l'ho responsabilizzato Agi per Sidoti, vediamo Concord Sidoti. Continua ad andare, palla al piede. Che la leggenda narra che ha rifiutato il Real Madrid per noi. Vai Guy, pennella ce la Guy. Terenzo! Signori, effetto Serra Terenz! Mamma mia, che partenza per l'ascio giamaicano. Assist geniale, ma mamma mia Terenz l'ha messa, signori. Questo è uno dei più bei gol della storia. Ma stiamo gol incredibili, ma non bastano. Siamo al 9° posto. Ma cosa ha fatto Terenz? Meno pressione addosso, ma devono continuare a mamma mia Terenz, come è partito
Rizzo. Come è partito Terence, che vuole diventare il nuovo veneziano. Veneziano si è perso un po', anche se ha fatto qualche gol, ha fatto, ma non è certo straripante come nei bei tempi. Attenzione il Bode, Terence, la coppia con il pene grande, vai Terence. Terence la mette in mezzo, il Bode non ci arriva, peccato. Ottimo disimpegno, fondamentale. Ah, qua erroraccio di Nasdaq. Opportunità di ripartire. Ci mette il fisico. Apicella il presidente. Cerca di allungare il gioco. Cerchiamo di fare una difesa decente. Rodolfo Valentino. Il pericolo ed è riuscito ad Gasperini, che ancora abbiamo trovato soprannome per Gasp. Ottima pressione la sua. Palla Gai, Paul Emangai per Agi. Bravissimo Agi. E il Bode. Tognin, fallo su Tognin, non fischiato. Troppo magro Tognin per avere fallo. Sidoti. Eyman, ancora per Sidoti. Sidoti, avere Terence. Terence per Sidoti. Peccato, stiamo giocando bene però adesso, Il Bode la recupera, grandisco del Bode in forma, è straripante. Sidoti, può far tutto Sidoti. Agi prova un tiro impossibile, fuori di molto. E non trova la porta davvero per pochi centimetri. Il barone Gasperini, perché? Ma da quella distanza le probabilità di segnare sono meno di 0. No, mi ha dato uno spunto incredibile. Se non era un film epico del grandissimo Alberto Sordi, del grandissimo Gheorghe Agi, perché lo sapete, Gheorghe Agi ha fatto film, lo possiamo chiamare Rocco e i suoi fratelli, film di Agi. Comunque dai, volevo fare un'altra battuta, a me mi è riuscita male purtroppo. No, comunque Sordi ha fatto il Marchese del Grillo. E c'era il suo, diciamo, sosia che era Gasperini, il fabbro, il carbonaio. Allora a questo punto lo chiamiamo il Marchese. Il Marchese Gasperini. Eyman. Ottima parata del portiere. È stato splendido il portiere e ha detto di no. Ha intuito lo trovo difficilissimo, Utopia. È utopico. Terence, mamma mia Terence. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Eccola Eli, è un'emozione, sarà perché ti amo. Eccola Eli, ragazzi. Con il lancio sulla fascia. Eccola Eli, la fidanzata di Maurizio Michelotto. C'è il cross. Crea la storyline, ti prego, Eyman, fallo per me. Se mi vuoi un po' di bene, fallo, che se non scrive mai, Eyman. Vabbè, ma non ci caga. Se il fondatore di tutto non ci caga più. Comunque solo 1-0 è vergognoso. E l'arbitro fischia la fine di questa prima frazione di gioco. Le squadre escono da si rialzò, è vero Duca. È il Duca devi tornare ai tempi d'oro, Duca. Nessuna sorpresa, il vantaggio è meritato. Ora nel beh, ma devo emozionarti, insomma, dai. Almeno questo, lascia almeno questo a un povero vecchietto ormai. 1-0 dopo 45 minuti. Anche se so che Michelotto e iniziano i secondi 45 è lui l'unico uomo della tua vita, ma il vantaggio di 1-0 non dà bravo. nessuna certezza. Io mi accontento, ormai sono un vecchiaccio io. Occhio al tiro. Bravo Mito, tanto. Occasione per il contropiede. No, il Kaiser ha giocato, però non eri già andato a letto, Kaiser. Entri nel secondo tempo, Kaiser, che vorrei andare sul 2-0, piccolo Kaiser. E trova bene Gasperini un po' in difficoltà il Marchese oggi. Mamma mia, l'ho vista dentro. Il pallone che termina largo, non di molto. Il Tudo è fatto bene a provarci da quella posizione. Per me il Tudo è Apicella. Meritava solo maggior fortuna. Ha la stessa arroganza di Apicella, cazzo. Per me è lui. Bella rete di passaggio. Dai, comunque Tudo, grazie veramente di cuore. Pallone alto e lungo sulla fascia. Rizzo. No. Prova a salire in aria. Madonna, ma perché dopo un po' ci rimbambiamo, cazzo? Ottimo sì, guarda Nicolò Pardo. Ha intuito bene la direzione del cross. Forse avrebbe meritato anche il gol. No, eccole qua, le cagate del nostro mitico Mito. Attenzione al tiro. Mamma. Pallone fuori di un niente sulla sinistra. È un'emozione, sarà perché ti hanno. hanno. Vicinissimo. Davvero è stata solo una questione di centimetri. Vai raga, dov'è Eyman? Dove cazzo sta Eyman e Agi? Ma porca miseria. Cioè vogliono a tutti i costi lo zoccolo per poi non commentare mai. Dottor Puccio, ciao Puccio. Vantaggio fragile. Stai zitto Caressa, Gai. Tocco morbido. Il Bode sponda per nessuno.
Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Rizzo. Occhio, niente. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Dai ragazzi, attenti, Sidoti la recupera bene il numero 4. Quante maglie ha venduto Sidoti? Tutte le ragazzine impazzite per Sidoti. Ha superato anche Veneziano, purtroppo. Ormai Veneziano è passato molto di moda. Attenzione, Agi, bellissimo per il Tonio. Che cazzo fa il Tonio? La cosa fa il Tonio? Qualche cambio, ma siamo stanchi, raga. Oh, Gai, per piacere, Gai, hai delle responsabilità, cazzo. Francone. Mettiamo la Fashion Week. Togliamo Gai stavolta, mettiamo Arcangelo che ha fatto un gran gol nella sconfitta per 4-3. No, non ho sbagliato tasto, dovevi fare un'altra roba, che Togni non fa neanche più le rabone, cazzo. Vai. Tonio, vai Tonio, lo smentiscimi subito, piccolo Tonio. Vai Tonio, guarda le braccette di Tonio. Cross in mezzo. Poteva essere un contropiede interessante questo, peccato. No, ti leggo poco, ma mi andate per te il messaggio all'istante. Cioè, bisogna vincere, ragazzi, però solo 1-0 è vergognoso, abbiamo fatto mille occasioni. No. No. Se prendo gol me ne vado a Tarvisio. Eccola qua. Grande mito. No. Ma porco due, basta però. Ma basta, cazzo, ma basta. Adesso questo gol cambia davvero tutto. Il portiere non ma basta. Allontanare questa palla e l'autore del gol non si è lasciato. Ma basta, cazzo, dai. Non posso sul disco adesso, mi sto nervosendo. Basta però. Dai, facciamo ridere i polli. Non teniamo il risultato, fioi. Da parte del direttore di gara. Brutto l'intervento, adesso inevitabile, arriva anche la sanzione. Cartellino giallo per lui. Ciao Terence, hai fatto un Eurogol, ma basta però. Ma basta, mi sto incazzando, perché l'allenatore sta incazzando, ve lo dico. Dai, Sidoti, dai il cross, Sidoti. Francone, la vocina più bella del Reale. Per la verità una grande opportunità. Qui le opportunità vanno capitalizzate. È una partita tattica, difficilmente vedremo tante occasioni. Grazie Tudo, però in questo momento voglio la vittoria. Non riusciamo a tenere il risultato, ragazzi. Potremmo, c'è la palla lunga, ci siamo mangiati penso più di 10 punti, anche di più sicuramente. Sulla destra. Agi, bravo Agi. Per Tonio, il Circo Tonio, vai Circo Tonio. Madonna, cosa fa il Tonio qua? Mamma che giocata di Yoga Bonito. Sì, togliamo Mito, mettiamo Charmi. Di questo corner. L'Arcangelo, qualcuno dei nostri, Apicella, ma Cristo! Ma che cazzo di testa hai? Non era gol questo. Incredibile, non arriva il gol dai centrali. 84esimo, gol mangiato. Non vinciamo neanche questa, raga. Gioca con un pallone lungo. Cerca lo spunto. Se ne va. Male. Stanno giocando bene adesso. È il tempo che sta Terence. Vergognosa comunque sta partita, perché abbiamo dominato e prendiamo sempre il golletto. Un po' di indecisione sul da farsi. Forse questa era l'ultima occasione. Questo era un po' falletto, ma va bene. Finita, altro pareggio. Mi stavo un po' stufando, però di questa squadra. Cioè, nel senso, non darci una svegliata, ragazzi, perché non è possibile che 1-0, 1-1, 1-0, 1-1, basta. Partita che finisce in pari, ovviamente. Sentiremo poi in settimana nelle interviste se i due tecnici saranno rimasti sotto. Basta, io ve lo dico, mi sono rotto i maroni, Venezia è in crollo veramente. 16 punti, sì, siamo lontanissimi da tutto. Se questa è la media, ragazzi, non andiamo noi in Serie A. Avellino, Venezia. Zoccolo duro non si vince più. Tonio incrollato. Apicella distrutto. Mettiamo Dark.
Anche se Giangrosso è in forma, però Giangrosso non ci sarà tanto. Allora mettiamo Dark, però anche l'ungherese non lo percepisco. Mettiamo Micro che è in forma. Charmi, la rischiamo, raga, ma la vedo dura. Vabbè, andiamo così. Dai, raga. Un caloroso saluto a tutti voi, siamo in attesa del calcio d'inizio. Ancora un po' Ragazzi, non abbiamo più, cioè i bonus sono finiti da tempo, cioè se non ci svegliamo ci sarà Luca Marchegiani. non andiamo neanche ai playoff. Non vedo l'ora di vivere questa partita con voi. La partita è già cominciata. Serve un filotto che non riusciamo a fare. Se ne va. Attenzione. Bell'intervento di Bravo Gerva. Vai Micro Machine. Terence. Sicuramente il migliore di questo inizio. Terence. Veneziano per il piccolo Amedeo. Attenzione Amedeo. Bravissimo Amedeo. Agi prova un tiro al volo un po' impensabile. Attenzione Gai e si sveglia Gai. Come d'incanto Gai. 1-0 subito. Come d'incanto Gai. Bravissimo però Amedeo. Non si può lasciare la recupera proprio tutto Gai, fa tutto Gai e la piazza davvero campione. Davvero una grande partenza, un ottimo inizio. Adesso non possiamo tenerla solo 1-0, grazie. L'Avellino sta attraversando il suo periodo migliore, questo è certo, specialmente in attacco. 0 gol negli ultimi 5 Ecco, lo segna adesso. Bravo Charmi. Il pallone in profondità, ma non è stato sfruttato al meglio. Questo è un chiaro esempio Veneziano. Di quanto possano essere efficaci. Se ci ritroviamo Gai sono dolori. Dobbiamo ritrovarlo al 100%. Palla larga in profondità. Ocio. Ragazzi, ma che fine ha fatto Darkstar? Perché l'azione così è sfumata. Pensavo di vederlo, cazzo, almeno oggi. Gioca con un pallone lungo. Veneziano. Ottima Sbaglia Veneziano che non è ancora minimamente ai livelli del fenomeno che abbiamo visto nei tempi d'oro. L'Avellino ha ricevuto numerose critiche dopo l'ultima partita, soprattutto per via delle scelte tattiche dell'allenatore. Io credo che le critiche che sono state rivolte all'allenatore siano fondamentalmente giuste. Ma dov'è? Ma ha cambiato nome allora? Dovete spiegarmi queste cose però. La sua tattica in corsa. Cerca di far avanzare i suoi con un pallone interessante. Veneziano. Sidoti. Terence, qua Terence un po' lento, la Nerchia l'ha fermato. Ecco un'occasione di contropiede. No, guarda quanti buchi però, mamma mia. Ma chi è cazzo è Dark? Cioè, ha cambiato nome, ma non è Stian, scusa. Tutti sti nomi del cazzo, non capisco niente. Che grande parata. Una nuova cordata, ecco. È stato molto bravo. Grazie. Amedeo di testa è un miracolo. Allarga sulla fascia. È stato un 1-0. Oh, non esistiamo più dopo l'1-0, Oh, ecco Dark. Dai, che sarà il primo gol di testa di Dark. Aspetta, non ho messo però i due centrali che salgono. Speriamo, mi piacerebbe, però se lo merita Dark. Bravo ragazzo. Un po' curioso a volte. Lo so che Darkstar è Stian. Prova a verticalizzare. Opportunità di ripartire. Veneziano, Gai, bellissima l'assa Veneziano, Gai! Non ci credo. Non ci credo, che palo. Eccolo qua, quello che... Ragazzi, ho un piccolo, scusate, adesso faccio una figura di merda. Io non mi ricordo più chi è Kimi Raikkonen dello zoccolo, veramente non mi ricordo più. Scusate raga, veramente del panico. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Bravo Dark, l'ungherese volante. Bellissimo l'assist di Heyman, purtroppo non sfruttato appieno. Amedeo. Intercetta il passaggio, pericolo. Grande Tudo.
Ah, Nicolò Pardo, ok. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Ma chi Poteva essere ridicolo. un contropiede interessante questo, peccato. Grazie veramente Tudo, Prova una Veneziano. partita in velocità. Veneziano Cerca il lancia passaggio ancora profondo. Amedeo, non è una bella idea alta, però Amedeo fa il miracolo. Sotto il lungo Ame, gol. Ame, palo ancora, niente. E vedrai che pareggiano Non 1-1. una parata semplice. Incredibile, però, cioè, non meritiamo così pochi punti, però, E l'arbitro fischia la fine di questa prima frazione di gioco. Le squadre escono dal campo dopo Scusa, 45 Pardo, minuti. non è che non lo Una sola sapevo, non mi rete messa a ricordavo segno più. finora, ma la partita è ancora lunga. Hanno mostrato sprazzi di buon calcio e sono Dai, riusciti facciamo il ad andare in 2-0, se no vantaggio. segnano Dovranno questi. mantenere E se questo segnano ritmo spengo nella tutto, 1-0 alla fine della prima frazione, risultato in bilico. E credo che il secondo Amedeo. tempo sia tutto da vivere. Ame, bravissimo, Ame, lancia Veneziano, che è ancora Il lento. vantaggio di 1-0 non dà nessuna certezza, devono dimenticarsi Il Gerva gol e continuare per a fare Micro. il loro gioco, come se fossero Ad ancora Agi. sullo 0-0. Agi, partita finora senza infamia e senza lode. Cerca l'uomo là davanti. Poteva finire... No, ho dato touch, scusa, Agi, ti amo. Sempre solo 1-0, non va bene. E conquista il Ora pallone. facciamo 3 gol quando ne prendiamo 4, che belli che siamo. Veneziano prova a girarsi per Agi. Agi, Prova la conclusione. Agi. Terence. Veneziano per Amedeo. Amedeo, Ame, la incrocia! Ancora fuori Ame, mamma mia, Ame. L'azione di contropiede è stata veramente ottima, peccato per il tiro, non irresistibile. Ancora Ema che la recupera, stiamo letteralmente dominando, ma non basta. 1-0 solo. Veneziano, Terence. Intercetta opportunamente, visto che l'azione era pericolosa. Bravo, l'ungherese, una bella partita. Veneziano. Forse cercavano lo spazio per affondare, però non l'hanno trovato. Terence. Niente da fare. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Eccolo qui, è arrivato il momento del cambio. Agi. Fase di stallo. Perde palla Agi, non una bella palla da perdere là, piccolo Agi, porca miseria. Dalle imbucate, non concedono la profondità. Sanno che gli avversari sono bravissimi negli inserimenti e preferiscono affrontarli con prudenza, evidentemente la tattica è questa. Ecco, ma è una tattica giusta, secondo te fanno bene o fanno male? No, ti prego, bravo. No, Silotti la perde in una posizione impensabile, ma Heyman, splendidamente splendido Guy, che la dà ad Agi, e questo deve essere il contropiede vincente. Veneziano, che va, in realtà Agi lo doveva dare a Terence. Arrivano in porta in un attimo. Poteva essere un contropiede interessante questo, peccato. Inizia una nuova fight, signori, il Tudo Tonin. Mettiamo Tonin, Veneziano, lo leviamo, che proprio non c'è. Fascia il capitano, lasciamolo al Bode che se la merita. Lungo passaggio in avanti. Iniziano le fight, ragazzi. Sì, do Gervasi, scusate, Gervasi. Gervasi lo dà molto bene a Terence. L'effetto serra più bello del mondo. Agi. Madonna, sceglieva questa Agi, giuro che li mangiavo di tutto. Mamma mia, Georg Francis Ford Coppola Agi, fratello minore di Francis Ford Coppola Guy. Tutte e due le squadre hanno optato per il cambio. Guy, ti prego, lo so cosa devi fare, piccolo Guy. Agi. Ecco, anche Agi proprio non fa della testa la sua prima arma di soluzione, per quanto nella prima partita ha fatto un grandissimo gol. E un solo grido si alzerà, siamo nella zona che prendiamo sempre il gol. Vai Dark, vai Pintus, per piacere facciamo il 2-0. Pintus, no, ma perché? Agi, è così. I rumeni purtroppo fortissimi ma discontinui. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Gervasi. Queste situazioni in cui c'è Coleman Guy, partita sufficientemente strepitosa di Guy. Terence. Palla larga Terence. C'è il cross.
Agi. Usa il fisico Agi che ce l'hai, cazzo, sei un bell'uomo. Agi, morto però Agi, è morto Agi. Attenzione alla morte di un uomo. No, non prendiamolo. Bravissimo anche Micro, buona partita anche di Micro Machine. Il Bode. Terence. Terence! Peccato. Vicinissimi al gol del 2-0. Aumenta il capitale Tudo, ma dobbiamo vincere, se no non serve a niente il capitale aumentato. Difficilissima la situazione. Questo zoccolo sono le prime partite, ragazzi, di un team nuovo. Qualche istante sarà tutto finito. No, no, no. Attenzione, prova il tiro. No, porco Diaz, no, vabbè. No, basta, Fioi. No, vabbè, c'è qualcosa, raga. C'è qualcosa, scusatemi, dai. Cioè, scusate, ma non è possibile. Ogni volta così, dai, porco due. No, cioè, sempre lo stesso gol dal centro. Cioè. Situazione di parità perfetta. E siamo ormai nel finale di gara. L'appoggio sulla Adesso mi sto incazzando, però, ad avanzare verso l'area. Adesso mi sto nervosendo, ragazzi, ve lo giuro, perché cioè, non è ammissibile, non andiamo neanche ai playoff così, cioè. Tognin, dai un cross, Tonio, ma porco Diaz. No, va a cagare, dai. Ma dai, tutte cross, Fioi, cioè, cosa che non va, mi dispiace. Tutti sotto la doccia. Nessuno è riuscito a prevalere sul campo. Ce l'hanno messa tutte, è vero, ma non sono riusciti a piazzare il colpo vincente. Il direttore di gara sancisce la fine. Qual è la tua... Mi sto incazzando, mi sto incazzando. Anche il Venezia sta crollando, è terzultimo, ma anche noi purtroppo. Fiore di disastro, non andiamo neanche ai playoff. Prepariamoci a un altro anno. Il Benevento che è primo, benissimo. No, no, raga, che calci, è finita. Non andiamo neanche ai playoff ormai. Che non mi ricordo neanche più i playoff, va fino alla sesta, all'ottava, che cazzo, mi ricordo più una minchia, non mi ricordo. Ma porca di quella troia. Cioè abbiamo perso 206 punti. Le prime due vanno in serie di merda. Promosse, la terza squadra promossa verrà scelta con un giro. Terza squadra promossa verrà scelta con un giro di playoff. Giocato dalla 2 alla 6. Ok, 14 punti dalla terza. E ciao. Salutiamo la Serie A, non ci andremo mai, non ci andremo mai, non ci andremo, non ci andremo. No, sono incazzato, l'allenatore incazzato nero, cioè, ma ci mancherebbe anche altro, cioè, non stiamo facendo da cagare. Darky do fiducia ancora, riposiamo, Sidotti è morto, Bartolucci, Michelotto. Allora, Ugoccioni. Gasp ce lo portiamo, Zincaro è morto. Amedeo secondo tempo. Vai. Va bene Maxi, però sono incazzato, Fioi, cioè dai. Cioè non vinciamo mai. Ciao Guccione, ti ho salutato, prima sono un po' nervoso però. Sono leggermente nervoso, avevo leggermente ringrazio i 66 che partecipano. Io sono Fabio Caressa, di Affarmi e farvi compagnia. Ci sarà anche Luca Marchegiani. I tifosi sono un po' inspazientiti. Terence, adesso dai, cominciamo con il gol. Cominciamo con il gol. No, neanche, stavolta neanche quello. Il Benevento al momento detiene il record dei gol realizzati nel torneo. Sono primi in classifica, sta qua ragazzi con il migliore attacco. Ciao Fioi. Vediamo se siamo sempre gli ammazzagrandi, ma non siamo più il Venezia. Vede la porta. Colpisce il pallone. Non ci credo, Togni, ma va Sono partiti davvero forte, è già la terza conclusione questa. Una manovra offensiva impeccabile, Fabio. Per impegno e tecnica, questo contropiede meritava un esito migliore. C'è il colpo di testa! Completamente fuori misura. Questi primi frangenti ed è purtroppo per quanto Venezia insomma sta giocando peggio di noi, terzultimo, tanti credono la prima squadra di Venezia siamo noi abbiamo lo scudo dell'Europa League, voi non avete un cazzo. Non perde in casa da 5 turni. Criticatissimo anche veneziano che lo definiscono finito i tifosi del Venezia. Palla giocata alta sulla fascia. Ecco Michelotto. Maurizio.
Cerca un compagno. Bel passaggio Palla di in Maurizio per profondità il Veneziano. compagno. Veneziano è sotto pressione sia come giocatore Ma ma li può soprattutto cassare. come mister Terence. Come out, ragazzi, Sidoti è questo. Il prezzo di essere belli è spocchioso Sidoti. Buon lancio. Tognin, bel passaggio C'è per spazio, Veneziano. occhio. Qua deve rispondere il campione, se si definisce Lancio tale lungo Veneziano, del che ha vinto portiere. anche un miglior giocatore europeo. Lo deve dimostrare però, Federico perché Ricci. cioè, come mister sta traballando, come giocatore così così. Pallone alto e lungo sulla fascia. Cross in arrivo. Passaggio intercettato. Bel La pallone. squadra non c'è minimamente, Tocco ragazzi. preciso. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. La squadra è già contro, ragazzi, benissimo. Allora cancello tutto e ciao. Non c'è il supporto, non c'è il Bella rete di supporto alla passaggio. squadra. Guarda che roba. La squadra rema contro, Tutto benissimo. prudente al portiere. Puggioni e riesce a spazzarla via. Servono le due punte. Allora uno tra Eman e Agi non è più titolare, ragazzi. Ci ho pensato anch'io, ma perdiamo fosforo. Uguccioni. C'è il cross. Occhio al Eyman, tiro. bellissimo Eyman. Rapido sulla Coglione respinta. veneziano. Gai ancora di Va sul sinistro. rimbalzo. Palo di Gai. Fallo clamoroso. Ci è andato molto Ma finché Gai rema contro. La porta. Belle azioni come Molto giocatore, bene, ma tiro compreso. Gai È se ne stato vuole davvero andare. sfortunato a prendere il palo. Tognin. Federico Ricci. Il suo pallone è morbido. Bartolucci. Poteva essere un contropiede interessante questo. Peccato. Michelotto, bravissimo. Agi. Cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Federico Ricci. Michelotto. Poteva essere un contropiede interessante questo. Peccato. Che amaro Pallone finale. alto e lungo sulla fascia. Federico Ricci. La squadra non ci crede, Bella apertura. Conclusione. E non trova la porta davvero per pochi centimetri. Davvero di poco. Qui la palla. Tu adesso io ti ringrazio infinitamente, però serve lo sia Mito, vabbè. Grazie Mito, grazie Mito. Prova il tiro. Che grande parata. Io chiedo allo zoccolo da allenatore, ma soprattutto da amico, un supporto maggiore, perché siamo la frutta, ragazzi, ve lo dico, cioè. Siamo la frutta in questo momento. Ve lo chiedo da amico, non né da mister né da giocatore, ex campione, perché ormai questa è la realtà. 25 anni, sono già finito. Ed evita il gol. Grande parata dell'estremo difensore. Qui è stato bravissimo. Questa è una grande parata. Brutti cori per Veneziano, ai ai ai. Il tuo cuore è rimasto a Venezia. Brutto. Prova a cambiare I veneziani, tifosi dello zoccolo, cerca la fondo, palla al piede. ce l'hanno con il cume. Vediamo se risponde la campione veneziano. Ottimo dribbling. C'è il cross. Veneziano non, non salta neanche. Questione di centimetri. Nessuno supporta, incredibile. Ed ecco un'altra rimessa laterale. Non me l'aspettavo questo. Può cercare il taglio in mezzo. Maggio, effettua il lancio sulla fascia. È in ottima posizione. Può tentare la conclusione. Prova ancora. Buca la rete. Segnare allo scadere può essere importante anche e soprattutto psicologicamente. Il portiere è stato bravo sulla prima conclusione, ma non ha potuto nulla sulla seconda. Ha avuto un guizzo da grandissimo attaccante, di quelli che intuiscono prima cosa sta per accadere. Si ricomincia dall'1-0. Ora avranno sicuramente meno pressione addosso, ma devono continuare a lottare.
interrompe la manovra avversaria con classe ed esperienza. Sono finiti i primi 45 minuti, squadre negli spogliatoi, primo tempo intenso e ci auguriamo che il secondo ci possa proporre ancora di più. Le squadre escono dal campo dopo i primi 45 minuti, una sola rete messa a segno finora, ma la partita è ancora lunga. Devono continuare a credere in se stessi e insistere nel loro modo di giocare, così possono ribaltare la situazione. Cerca il tiro, è stato splendido l'intervento del portiere. Ha mostrato una gran classe, un'autentica parata d'istinto questa. Maggio, ottima pressione la sua, palla recuperata. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. La giocata troppo corta. Il suo sguardo di scuse al compagno dice veramente tutto. Maggio gioca una palla lunga. Maggio con il lancio sulla fascia. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. C'è la palla lunga in avanti. Palla in avanti verso il compagno. Federico Ricci. Il Benevento fa fatica a mantenere il possesso della palla in questo momento. Prova a verticalizzare. Allarga sulla fascia. Bel gesto tecnico. Continua ad avanzare verso l'area. La butta in mezzo. Un pallone quasi perfetto, ma devono non abbastanza. riprovarci. Questa potrebbe essere la strada giusta per riaprire la partita. Non possono fare altro che continuare a insistere. Assolutamente. Azione fallosa e se ne avvede l'arbitro. Antei la gioca in profondità. L'azione era partita bene, non sono riusciti ad arrivare in area però. Mi sembra che abbiano deciso di non forzare il pressing per non sbilanciare. C'è il tiro e questa è un'altra grandissima parata. Ha avuto grandi riflessi, una parata eccezionale. No parole ragazzi, no parole, non riesco neanche a stare in silenzio. Siamo una squadra di cialtroni. Tengo Veneziano per un'ultima tenue speranza che si possa svegliare. Vanno sfruttate decisamente meglio. Non c'è l'orgoglio del campione, non vuole andare, cioè non vuole stare in Serie B. Cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. Beh, lo zoccolo non incita, anzi vuole solo le dimissioni di Veneziano. Molto tempestivo, ha interrotto l'azione d'attacco con una grande determinazione. Arriva nella tre quarti avversaria. Tonio non molla, Tonio calcio. Buona lettura difensiva, sarà però calcio d'angolo. Tutte e due le squadre hanno. Vai Bodelli. Niente da fare. La spazza via. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Sì, Tonio, non sono più lucido di fare i cambi, hai ragione. Cross deviato dal difensore, corner. Incornata! Colpo di testa che si perde sul fondo. Crisi mistica. Buona l'azione sulla destra, vediamo come evolve. Prosegue nella sua corsa. Numero! La palla entra in aria. A questo punto del match non possono restare nella loro metà campo, devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi troppo. Bella Mauri. Un compagno. Va bene, va, vaffanculo. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra.
Ottiene un buon calcio di punizione. Qui mi sembra un po' lontano. Forse farebbe meglio a cercare qualcuno in area di rigore. Vuole la profondità. Può calciare a rete. Ecco il tiro. No, vabbè. Bel tiro. Non ho parole. Vicini al gol. Non ho parole. Conclusione fuori di un soffio. Non Peccato ho per parole. lui. Il tentativo era ottimo. Zona Cesarini, c'è ancora la possibilità per un assalto, forse anche per un gol. Palla in profondità sulla fascia. Cross in mezzo, ci mette la testa. Non è riuscito a metterla dentro. Il Benevento deve dimostrare maggiore attenzione. Nella posizione possono nascere azioni molto pericolose. Palla giocata alta sulla fascia. Va al cross. E l'arbitro chiude qui la partita. Gara che si chiude con un risultato negativo. Incredibile. Siamo nel baratro veneziano. Adesso deve dedicarsi solo al ruolo di allenatore. Sicuramente non partirà titolare per tante partite. Vince anche il Venezia. Siamo 17-14 ormai, i playoff sono quasi impossibili. No, non posso. No, contro il Padova di Tognin. Vinciamo le 5 di fila e vengo su Discord. Cominciamo con Francone. Sta bene anche Pep, però ha bisogno di Pintus in questo momento. Mi dispiace, ha bisogno di Pintus. No, lo devo tenere Mito. Mito comunque ci salva tante volte. Un caloroso benvenuto. Dai. A tutti. Ci siamo quasi. I giocatori dovrebbero uscire dal tunnel degli spogliatoi. Il veneziano si è scusato nella conferenza stampa, ha detto veramente inaccettabile il rendimento mio come giocatore e anche come mister, tanti errori. Sperando di assistere ad un grande incontro. La partita è già cominciata. Sidoti, sempre diciamo, molta personalità, un Clarence Seedorf a livello di personalità, però non ha torto purtroppo. A Medeo di testa, vabbè, segna Medeo di testa, me ne vado. È mancata un po' di precisione. Davvero ottima l'azione sulla fascia laterale e grande l'occasione che sono riusciti a creare. È chiaro che la difesa doveva fare di più, non si può lasciare crossare. Secondo recupero di Sidoti in un minuto. Sidoti, Francesco Sidoti. Sidoti, Francone, c'è la porta di là, Francone. Francone voleva giocare, me l'ha chiesto più volte, però se deve tirare di testa fuori nella parte opposta della porta me lo può dire subito, grazie. Vabbè. Fioi, mi avete rotto i coglioni però. Un tiro fantastico, che gol pazzesco! Cioè Fioi, ma tutte centrali le prendiamo i gol, dai Fioi, cioè. È il risultato che non ti aspetti. Ma ci rendiamo conto? Prova a passare con un pallone profondo. Può concludere. Ha fatto tutto da solo. Proprio la difesa non esiste. Ha delle qualità sopraffine. È un giocatore che può risolvere una partita da solo. Ok, Asi ha sentenziato che con Darken abbiamo perso 3 su 3. Ok. Se me l'ha detto Asi è così. È la cosa logica da fare a questo punto della partita, dare un giro di vite in fase di contenimento e limitare i danni. Poteva essere un contropiede interessante questo, peccato. Cerca di allungare il gioco.
Sentenza agiana, Fiori. Allontana la palla. Quando Agi parla così, senza con i puntini, so cazzi. Il pallone può reimpostare il gioco. Ottima la pressione difensiva. Cerca la profondità. Ecco il tiro. Ottima la parata del portiere. Sicuramente non una parata semplice. Striscioni veramente che prendono in giro lo zoccolo. Dove volete andare? Venezia è una sola. Il Padova si trova Forse in una hanno ragione, delicata. ragazzi. Il tecnico è sotto accusa. Troppo ambiziosi. Discutibili. Sembra però avere ancora la fiducia della società. Io credo che le critiche che sono state rivolte all'allenatore siano fondamentalmente giuste. L'impostazione che ha dato la difesa ha lasciato la squadra scoperta per lunghi tratti della partita e soprattutto non è stato Stiamo capace rischiando anche l'esonero, ragazzi. Pallone alto e lungo sulla fascia. Sono alla ricerca di uno spunto per far male agli avversari. Lungo passaggio in avanti. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Ma Terence è di là, Agi, ma che cazzo la passa il... Pinzi. Prova la giocata nello spazio. Non so se posso cambiare modulo perché siamo un po' tirati con i ruoli. No, no, no! Ma Cristo! Ma non posso sempre riviarla lunga, se no non cominciamo mai una cazzo di azione. Dai, prendista. Difficile arrivare sul traversone del genere. Sembrava tutto meraviglioso con il gol di Zinc e invece Avanza siamo nel baratro. Può provare. Va rapido sulla respinta. Gol di Terence. E il pallone finisce in rete. Una grande reazione. Ora la partita si fa ancora più interessante. Bravo Zincaro, bella sgroppata. Il portiere non è riuscito a bloccare e allontanare questa palla e l'autore del gol non si è lasciato sfuggire solo Terence, solo Terence. Con il suo errore ha favorito il gol. Adesso deve cercare di stare tranquillo e rientrare con la testa in partita. Perfetta parità dunque. Nessuna delle due formazioni ha nulla da invidiare all'altra, Fabio. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Il pallone sulla sinistra, ora cosa succederà? Vai Terence, l'unico che gioca. Cross in arrivo. Bella Agi. apertura. No, Agi, perché? Stop e tiro, Agi, Cristo. Questo. Peccato. Ecco il tiro. Francone che dopo gli errori palla hanno commesso in quella famosa stagione della Supercoppa non si è più ritrovato. L'ha partito benissimo il Kaiser. Primo tempo davvero interessante, tutte e due le squadre si sono date molto da fare. Squadre nel tunnel dopo un primo tempo che ha visto un gol per parte. Gara ancora in perfetto equilibrio. Gai. Gli avversari saranno sicuramente contrariati per il Noto che quelli più giovani dello zoccolo incitano di più, sono molto più critici i padroni della cordata e quelli di vecchia data. Terence, niente. Il portiere dice di no. Perfetta la parata. Ha mostrato una gran classe, un'autentica parata d'istinto questa. Prova a batterla a Medea, provano un po' tutti a batterla. Però Eyman e il Volley sono i migliori come piedi. Bravo Nasdaq. Fallo non fischiato ovviamente. Sia mai. Bel lancio in profondità. Che brutto buco. Cerca lo spunto. Grande intervento. Agi ha sentenziato Agi, ragazzi. Ha sentenziato. Sarà contento Dark. Azione prolungata ma possesso palla sterile. Alla fine non riescono a concludere nulla con questa azione. Bravo Amedeo, qua fa una proprio astuto. Terence. Mamma mia, un portiere inutile. Non ne blocca una sto portiere. Bravo Terence, l'unico che gioca. L'unico che è rimasto fedele a quello che eravamo un tempo e a quello che non siamo più. Siamo andati in nazionale, ragazzi. Abbiamo vinto gli europei. Cioè, abbiamo giocato degli europei discreti, diciamo. Però all'ultimo passaggio. E adesso siamo questi. Per vie centrali, ma non ha avuto fortuna. Che non vinciamo da mesi. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Ha sentenziato Agi, ragazzi. Ha sentenziato. Allarga sulla Terence. Sulla fascia. Terence contro tutti, veramente. Verso il centro dell'area. Riesce ad intercettare. Tocco morbido. Errore qui, pallone sprecato. Francone inguardabile, penso che anche lui, insomma, i parametri ci sono, perché
Mettiamo il Tonio. Proviamo il Duca, la riserva d'oro della squadra, dei tempi d'oro, ma di una squadra che non esiste più, noi siamo ancora legati al Venezia. Venezia non esiste più. Non ha una storia lo Zoccolo, è come team, come giocatori, come tradizione, come noi, ma non come team. E si vede tantissimo. Siamo una squadra che non ha idee, non ha intesa, non ha niente. Pressione la sua, palla recuperata, lungo passaggio in avanti. Stanno cercando di impedire agli avversari di sfruttare i cross in area. E si difendono con tanti uomini al centro dell'area di rigore. Beh, è evidente che temono il gioco aereo avversario. Ora vediamo se questa scelta si rivelerà vincente o se gli avversari cambieranno a loro volta strategia di gioco. Pinzi. (74esimo). Bella rete di passaggi. Adesso entrambe le squadre devono fare molta attenzione a non scoprirsi. Per l'effetto serra, bellissimo per il Bode. Era l'asse migliore Terence, effetto serra e Bode. No! Occhio alla confusione. Ha avuto un'ottima occasione e l'ha sprecata. Qui le opportunità vanno capitalizzate. È una partita tattica, difficilmente vedremo tante occasioni. Non è andato lontano dalla rete. È decisamente un gran talento, riesce a determinare da solo l'esito di una partita. Pallone alto nello spazio, colpisce il pallone. Tutte così le prendiamo. Grande occasione sprecata. E si svegliano tutto su un colpo, tac. Ed ecco l'ultima sostituzione a disposizione del mister. Era chiaramente in debito d'ossigeno, non poteva più continuare così. Mamma mia, Mito, qua salva tutto. Non Gervasi. Adesso è il tempo che sta per scadere. Vai Zincaro, le sviluppate di Zincaro. Gol segnato adesso, Zincaro. Una vittoria quasi Zincaro. Zincaro! No, Zinca. Doveva metterla dentro qui. (81esimo). Non vinciamo mai. Non vinciamo mai. Costringe l'avversario al fallo. Cioè, non vinciamo con una squadra che ha ancora pinze. Era l'ultima occasione per andare in vantaggio. Solamente 5 minuti e sarà tutto finito. No, Tonio. La palla verrà rimessa in gioco con le mani. Ci prova. È stato splendido l'intervento del portiere. È incredibile che ci sia arrivato. Sembrava un gol fatto. Non è andato lontano dalla rete. È evidente che i compagni si affidano veramente sempre c'ho ancora di più a lui. FIFA nella Questo mente. è il classico uomo squadra. Il Duca, la riserva d'oro. È in ottima il posizione. Bode. Girati bene. Vabbè, siamo che sfigati però. Io sono molto stufo, lo dico subito. Finisce dunque in parità e a prescindere dal risultato è stata davvero una sfida spettacolare e molto equilibrata. Qual è la tua analisi di questa gara, Luca? Sono molto stanco. È una partita combattuta, entrambe le squadre hanno voglia di vincere. No, non voglio cambiare modulo, mi intesta il disco finché non facciamo qualcosa. Vediamo se la sentenza è vera di Api. Cioè, del fatto di Dark, spero di no, perché sarebbe una botta al cuore per Dark, ragazzi. Mamma mia, non voglio neanche pensare a una roba del genere, può uccidersi l'uomo. Terence non possiamo togliere, mi dispiace per Rocco, ma Terence è l'unico che gioca. Cioè. Ciao Kume. Capitano Agi, dai Capitano Agi. Terence e Zinca sì, sono i migliori in questo momento.
Benvenuti a tutti i telespettatori che assisteranno a questo incontro. Ci siamo quasi, fra poco inizierà la partita. Un saluto a tutti da parte di Fabio Caressa e Luca Marchegiani. Un saluto a te Fabio e a tutti i tifosi, sperando di assistere ad un grande incontro. Zincaro, Agi. Gara iniziata, siamo già Il Bode prova a lanciare, Agi. Lo sconforto è tanto, il pubblico dello Zoccolo, striscioni pesanti. Una situazione che si faceva molto pericolosa. Ha apprezzato solo Zincaro e Terence in questo momento. Terence, peccato. La porta. Sì, valeva la pena provarci, anche se no, non abbasso niente, ragazzi, ma stiamo scherzando, abbiamo vinto tutto così, c'è tutto, abbiamo vinto il campionato, no? Cioè, dai, per cortesia. Cascione. È davvero una bella serie di passaggi questa. Cacia cerca un compagno libero. Serve qualcosa, una svolta, cerca un modo per far breccia nella difesa avversaria. Si libera la grande. Bartolucci recupera. Heyman. Terence. L'azione si Peccato, sta non era brutta, ma ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. Cacia e passa. Vuole la profondità. Da lì può segnare. C'è il retropassaggio. C'è il retropassaggio. Bravo Alessandro, però la sfortuna vuole che il rimpallo va a loro. Occhio al tiro. Il portiere dice di no. Mito la para, cominciamo benissimo anche oggi. Casciol colpisce. E qui falliscono una grande occasione. È andata esattamente come prima. Il Cesena si propone spesso in avanti in cerca del gol. Vediamo se riusciranno a capitalizzare le occasioni che creano. Di testa. Mito fa il miracolo, mamma mia. Speriamo sia la svolta, questo è un miracolo che non ha senso. Questa deve essere la svolta, ragazzi, perché sennò qua Mito ha fatto una cosa che non ha senso, onestamente. E il punteggio è ancora inchiodato sullo 0-0. Il Tonio, per via centrale il Tonio, bellissimo da vedere. Terence. Bellissimo Terence per Gai. Cross verso il centro dell'area. Pericolo. Prova a verticalizzare. Manca un faro in attacco, con qualcuno che dava sempre quella grinta, quella voglia di segnare, di dimostrare di essere un grande, che non c'è più. E manca il cross per un soffio. Io non so se è il tempo, io gioco sempre uguale, ragazzi, è proprio la squadra che non c'è. L'allenatore fa il possibile. Bravo Heyman, Terence. Cascione. È chiaro che sono anche un po' demotivato adesso vedendo la squadra così. Palla riconquistata immediatamente. Anche il mister ha le sue debolezze, lancio lungo del portiere. E intercetta opportunamente, visto che l'azione era pericolosa. Passaggio sulla destra. Bravo Tonio. Prosegue nella sua corsa. Heyman, dai Heyman, cioccolatino, Gai. Apicella, provaci. Ed ecco un'altra rimessa laterale. Bravi. Terence. Agi. Heyman la perde. Cacia, splendida l'azione individuale con cui ha trovato il pareggio nel primo tempo dell'ultima gara. Cerca un compagno. Bravo Api. Tiki-taka. Cerca di allungare il gioco. Terence. Il Bode, bravo per il piccolo per Tognin. Tognin la rimette in mezzo, ma non bene. Ancora Zincaro, mamma Zincaro. Il nostro Steven Gerrard. Steven Zincaro, peccato. Prova a tirare. Il difensore ci arriva. Stiamo giocando proprio di nervi adesso, lo vedo. Gai. Intervento davvero giochiamo di nervi. La palla viene rigiocata verso l'interno. Bode. Prova il filtrante. Bello, questo è un cioccolatino di Agi, Terence, che segna sempre lui. Grande Tognin. Solo Terence, only Terence, è bravo anche Tognin. Ma cioccolatino di Agi, guardatelo. Niente da fare per la difesa, che ha provato in tutti i modi ad arginarlo, senza successo però. È un pessimo cliente per qualsiasi difesa, l'ha appena dimostrato. Ogni tanto una bella azione. In tutti i modi,
Ma lui si è liberato di prepotenza. Tanto siamo con gol, lo prendiamo. Gol. Si ricomincia dall'1-0. Si sono impegnati e hanno trovato il vantaggio. Ora devono Sono 1-0, basta, non giochiamo più. Eccola. Ara? Cerca il tiro. Sei impressionante, Bartolucci. Prova con la palla lunga. Primo tempo che si conclude dunque qui. Le squadre escono dal campo dopo i primi 45 minuti. Una sola rete messa a segno finora, ma la partita è ancora lunga. Nessuna sorpresa. La cosa brutta è che se metti, non succede che vinciamo, metti caso e la sentenza di Agi con Dark. Io ho paura di questa cosa, ma non sarà così comunque. Eccola qua. Risultato in bilico. Bravo Gervasi. Credo che il secondo tempo sia tutto da vivere. Vuole candidarsi il Tudo come difensore centrale. Il vantaggio di 1-0 non dà vedremo Tudo, vedremo. Devono dimenticarsi il gol e continuare a fare il loro gioco, come se fosse solo pensare alla squadra, non agli acquisti, purtroppo, mi dispiace. Ci saranno, penso, 2 acquisti e penso qualcuno andrà in prestito, ve lo dico già. Peccato. Contrasto irregolare e dunque calcio di punizione. Apicella, bravissimo Api. Il Bode. Bode oggi non benissimo. Scalati Kaiser. Ha la possibilità di andare verso la porta. Il Cesena riprende subito il possesso della sfera. Anche Gai, cioè, che strano giocatore che è Gai in Serie B. Sulla fascia sinistra. Mamma mia, questi sono i lampi di Gai, però mamma mia, che campione, ragazzi. Ha 2 piedi Cerca Gai. il numero, cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. Terence. Cross deviato dal difensore, sarà calcio d'angolo. Dai Gai, facciamo il 2-0 per piacere. Gervasi, mamma mia Gervasi, poteva essere il primo gol. Attenzione Gervasi! Ed è il primo gol di un centrale! Ombra di dubbio. No. Fuori gioco. No. No, non ci credo. Non ci credo. Che beffa, poteva essere il primo gol di un centrale 2-0. Guarda te, non ci voglio credere. Non ci voglio credere. Adesso prendiamo l'1-1. È scontato. Sì, si stanno arroccando. E qui prende chiaramente l'avversario. Api si incazza giustamente. Ma dai. Ma dai. Poteva essere una roba incredibile. Non ci voglio credere. Bel gol anche del Gerva. Sta avvicinando il gol del centrale. Attenzione. Vai Tonio, vai Tonio, vai Tonio. Infatti. Bode, boom. Secondo assist di Tonio. 2-0 Bode. Mamma che rabbia del Bode. Grande colpo di testa, rapido, preciso. Questo è un colpo di testa da manuale. La coordinazione perfetta. Secondo assist di Yoga. Niente da fare per il portiere. C'è poco da esultare, ragazzi, siamo troppo indietro. E si riparte da un netto 2-0. Un gol determinante, con 2 reti di scarto possono anche permettersi di gestire la partita. Il Cesena è reduce da un pareggio per 2-2. Bravissimo Gervasi, sempre Rodolfo Valentino, mamma che giocatore. Il Bode. Tonio, bravissimo Tonio, Agi per Gai. Super Fantagai. Grazie dottor Puccio, ormai la dimostrazione che Veneziano è finito, raga. Nessuno vuole più il Cume. È giusto così. Un po' di riposo ad Agi. Anche a Terence perché sta morendo. E mettiamo Mauri, scusate un attimo. Scusate.
Scusate, così mi rilascio anche un attimo perché... Dai. Ancora un ottimo intervento difensivo. Attenzione Bodelli, Bodelli. Tutto da solo. Non vedo l'ora di tornare a esultare con voi. E gioire con un bel filotto, speriamo. Un tiro da quella distanza può sorprendere il portiere. Ha fatto bene a provarci. Guccioni, se no non voglio proprio rimanere single. E il rinvio arriva direttamente a lui. Palla in profondità sulla fascia. Comunque 2 assist di Tognin geniali. Ottima pressione la sua. Bravo Barto. La Fashion Week. Bartolucci. Fashion Week. Bartolucci. Bartolucci. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Ha provato l'azione individuale senza successo però. Tognin. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Tiki taka. Allarga sulla fascia. Posizione regolare. Alex Beck. La mette in mezzo. Bravissimo Tognin. Ma perché? Ma perché? Dai Fashion. Speriamo che queste panchine possano fare bene a Veneziano, nel senso che solo che... Ottima pressione la sua, la recuperata. Mi concentro di più come allenatore, però... So il mio ego da campione. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Ed ecco l'ultima sostituzione a disposizione del mister. Sostituzione comprensibile. Sembrava molto stanco, meglio fare entrare un giocatore fresco. Dai, dai, attenti, non prendiamo... Facciamo un clean sheet. 5 giri di lancetta a triplice fischio. La appoggia sulla fascia. Cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. Riceve il passaggio. Attenzione, buona, in gioco. Bartolucci, signori, che giocata di Barto! Grandissimo questo, non so chi ha fatto questo assist, ma è magico. Il Bode, il Bode deve provare questo, il Tonio. Bravo Tonio. È stato splendido l'intervento del portiere. Il portiere è rimasto concentrato, è stato molto bravo. Gai, pennellamelo Gai. L'Arcangelo, peccato. Capitano l'Arcangelo, così, diamogla. Sta bene il bianco su bianco. Davvero di poco, qui la palla ha proprio sfiorato lo specchio della porta. Arriva una vittoria dopo 3 anni, 2 mesi e 15 giorni, senza Dark. La previsione di Agi, l'ha azzeccata come Don Agi, è così, madonna. Però siamo ingenerosi perché Dark non ha giocato per niente male, secondo me. Il Bode, l'Arcangelo. Terzo gol dell'Arcangelo. Rubata palla agli avversari, sono stati velocissimi. Il grande assist del Bode di tacco, una genialata, questo è un Eurogol. Terzo gol dell'Arcangelo, che purtroppo non è in chat. Ma quando non è in chat l'Arcangelo sta dominando. Finalmente una vittoria, Veneziano forse salva la panchina, ma siamo ancora troppo tardi. Lo straordinario momento degli attaccanti. Che idee ti sei fatto sulla partita di oggi, Luca? Però bellissima la scena dello zoccolo, a fine partita vanno da Veneziano, lo portano in trionfo e lo abbracciano. Bella scena del gruppo. Sempre, è veramente una bella cosa questa, abbastanza commovente, anche non guarda la classifica, perché c'è poco da guardare. Contro il Cosenza, col Venezia giocavo per l'ultima giornata contro il Venezia, cioè... A vedere la partita di pallone. Bella scena, lo zoccolo sta ancora con Veneziano, manca tanto Veneziano. E so che manca anche... Agi, crollo Agi. Il Bode è ancora in forma, ciao Cue. Maurizio. Ragazzi, deve un attimo riposare. Non può morire quest'uomo. Vai. Gasperini adesso ha bisogno un po' come si dice,
di quelli che hanno fatto la storia dello zoccolo, perché ho bisogno di certezze. Non ti preoccupare, sei nei miei piani, sei un buon giocatore, Gas. Benvenuti a tutti. Ci attende una grande partita. Da un momento all'altro i giocatori dovrebbero fare la loro comparsa sul terreno di gioco. Vai, ho già in mente i prestiti. Con me c'è Luca Marchegiani. Michelotto è l'uomo più fashion del pianeta. Attenzione, Michelotto! Subito per il bode! Può essere l'assist! Non ci credo, madonna Mauri, cosa si è inventato con quel guantino celeste? Mamma Maurizio, mamma Maurizio. Avrebbe davvero dovuto sfruttarlo meglio. Mamma Maurizio, piedini fatati per Maurizio Michelotto. Dai, serve un po' di grinta. Pallone. Bravi. Gervasi. Passaggio in avanti. Pallone intercettato. E attenzione Bodelli, mamma mia Bodelli. Gioca con un pallone lungo. Pallone a scavalcare, non benissimo però. Non impensierisce la difesa. Mito la tira su. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Togni che ha fatto una delle più belle partite in carriera. Veramente grandissimo giocatore Togni quest'anno. Finora non è mai nato nella fogna Togni. A parte un tiro di testa inguardabile. Maurizio, eccolo qua. Anche l'Arcangelo, ragazzi. Mamma che Arcangelo. Sulla destra. Vai Tonio, Yoga Bonito. Yoga Bonito. Bonito! Non ci credo, la Fashion Week. Ci voleva Terence qua. Heyman. Guy per il bode! Non ci voglio credere. Dai, 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 dai. Ha mostrato una gran classe, un'autentica parata d'istinto questa. Tudo il primo acquisto, Tudo, il centralone che vuole spaccare i culi. Tanti centimetri presenti al centro di rigore. Ah, Tognin, peccato, stiamo dominando, bisogna vincere, Fiori. Occasione fallita, è stato sfortunato qui. Qui è riuscito a tirare nonostante dai. dell'avversario. Sidotti la mette in mezzo. Sid! Tognin! Non ci voglio credere, ma anche di testa, Sidotti grande e grosso. Qui però il pallone è uscito di un nulla. Dai. Guy. L'Arcangelo. Attenzione il bode. Che sfiga, ragazzi. No, Michelotto non perdermelo. E Maurizio copre con il corpo e almeno l'ha rallentato. Va bene, va bene, va bene. Manca solo il gol adesso. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Maurizio, eccolo qua il Michelotto dei primi anni. Un Michelotto sontuoso. Attenzione, oddio. Vuole il cross Michelotto, prova il passaggio invece. E no, Tognin se la fa parare, ma non ci credo. Cosa ha fatto Maurizio qua? Tognin sbaglia, doveva segnare da qua. Nasdaq, stiamo giocando veramente bene. Incredibilmente stiamo giocando bene, ma... C'è la palla lunga in avanti. No, Tognin, si hanno dato 3 gol, Tognin. Palla giocata alta sulla fascia. Anche il dottor Puccio comunque è un fedelissimo, Ce ne sono tanti, ragazzi. Secondo palo. Bravo Mito. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Cerca di allungare il gioco. Intervento al limite, Maurizio. ma mi è sembrato regolare. Bravissimo, dai Guy. Francis for Coppola Guy. Ecco, ha preteso una cosa un po' impossibile, anche perché non è veloce Arcangelo. Peccato. Però ce ne siamo mangiate tante. Cerca la profondità, sulla fascia. Cross. No. E manca il cross per un Bravo soffio. Gerva, uno dei migliori in difesa, è sempre una garanzia Gervasi. Gervasi. Superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Tognin di testa scatenato, ma dopo non segna i suoi gol. Se ne va. Tognin, non fare il coglionazzo perché ti sei mangiato un gol fatto. Va al tiro. No, guarda che culo. Bravo Mito. L'Arcangelo, partita già spaccata nel primo tempo. Bodelli. Dai Rocco, no, dov'è il Rocco? Che c'è il nostro Rocco. Rocco. E Tognin, non ci credo, anche questa. Qua Tognin ha fatto una gran cosa, però non possiamo dire niente qua Tognin. Grande assist anche di Rocco, ma che sporo, ma chi cazzo hanno in porta? Heyman. Arcangelo. Che sfiga, oh. Prova a verticalizzare. Grande qua Tognin, una incornata da Comenda proprio. Da veneziano, ma ne fanno solo gli altri. Buon lancio. Michelotto, bravo Mauri. Bodelli, qua la perde Bodelli. È lento purtroppo.
Riceve il passaggio. Fischio Chiaramente del lo dà direttore di gara, sempre. calcio di punizione. E l'arbitro gli fa capire che da qui in avanti non si faranno più sconti, alla prossima scorrettezza ci sarà il cartellino. Dovrà fare molta attenzione d'ora in avanti. Ok, vai La Gerva, partita è bravo ancora Gerva che fa... No, peccato. Si chiude il primo tempo con questa buona occasione. Ragazzi, ma il Cume... Entrambe le formazioni ripartono Lo rivolete in campo il Cume o no? 45 minuti in cui gli attacchi È il Cume che hanno lo chiede alla sparato a squadra. salve. Non una brutta partita in ogni caso. Sì, ma cazzo non vince Nel sta calcio bisogna partita essere però. concreti. Hanno costruito ottime occasioni, ma sono assolutamente mancati in fase conclusiva, sotto porta. Gli attaccanti devono essere più Bravo calmi, Gai. altrimenti non Vai segnano Mauri. mai. Primo tempo sullo 0-0 e 2. Rocco prova la sciabolata. Madonna Rocco, ti prego Tonio, ti prego Tonio. Era difficilissima. Finora la partita è a secco di gol, nessuna delle due squadre è riuscita a trovare la via della rete. Tanti lo vogliono, è il Tudo, ragazzi. Il Tudo si gioca la possibilità di entrare in squadra con queste affermazioni. Bodelli, Tonin. Mamma Tonio. Tonio! Non ci credo, la Fashion Week, il gol è rigore. Ma è rigore, cosa fa Rocco? Ma non ci credo, anche questo ci ha parato, dai. Propiziato soprattutto dalla strategia. Ma dai. Sì, mi Ma dai, ma dai. Il baricentro della Oh, squadra nel Tonini, momento ragazzi, giusto. cioè, non l'ho È stata mai una visto scelta così coraggiosa, forte in ma vita che alla mia. fine è Heyman. stata premiata con un risultato positivo. Ancora Tonini indiavolato, Amedea non, cioè, sarà bestemmiato perché... Se Tonini gioca... No, vabbè, se vediamo gol mi incazzo veramente come una bestia, Beh, forse è per questo che hanno diminuito Sarà l'intensità rigore, del però. pressing. Esattamente, si attaccano troppo la palla e si fanno Ma Amedea è uno sfidare. che punta alla squadra Gli più avversari che sono ai stessi abilissimi personali, quindi sarà contento di vedere il Tonio davanti così. al portiere. Hanno ragione a essere cauti. Il Bode la perde. Ci mette Ragazzi, il con un fisico portiere del così pressing, vediamo se interessante torna questo. la stella fiammeggiante dei tempi d'oro. E mettiamo che Terez per un buon Rocco alla fine, ma serve effetto serra. La mette in avanti. Riceve un pallone interessante. No. Occhio, può andare. Bravo, non è mai L'avversario fallo. ha avuto la meglio. Mauri, Non ha bravissimo saputo Mauri, decidersi. giocato veramente bene Non ha Maurizio. avuto l'effetto sperato. Bodelli. Tonio, ok, l'Arcangelo se ne va, non è veloce, ma ce la può mettere in mezzo. Vai Arc. Non ci credo. Speravo nella Queste finta. situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Ci ho provato, Prova a verticalizzare. Bell'anticipo, pericolo Poteva sventato. essere un contropiede interessante questo. Peccato. Bravo ancora Mauri, recuperato di Ottima tutto. pressione Gai. sua. Palla Dai Coppola coperta. Gai. Passaggio intercettato. Devo fare i cambi però. Tega il duro ma efficace. Michelotto, che partitone anche di Mauri, eppure non Palla larga vinciamo. in profondità. È Vai libero Tonio. di creare pericolo. Bravissimo Tonio, non fare la buona quest'anno Tonio. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Anche Vergottini si gioca tutte le possibilità. Mette in mezzo il traversone. Brutto cross, entra Veneziano per l'ultimo quarto d'ora, applaudito comunque dai tifosi. Alla fine gli vogliono bene il Cume per quanto sia in grossa difficoltà. Ancora fuori dall'area. Manca solo un quarto d'ora. Bravissimo Gai. No, scappa! Dai, fallo, ma fallo! Ma dove? Appoggia sulla fascia. Ci abbiamo dominato oggi, ragazzi. Una delle migliori partite in assoluto. Lungo passaggio in avanti. Veneziano. Stanno giocando bene adesso. È il tempo Cume. che sta per scadere. Il Cume, eccole qua le azioni che una volta hanno reso grande Veneziano. Tonio, dammi un sogno. Scodella il campo. Veneziano! Calcio di testa. Neanche il Cume, Grande sì. parata dell'estremo difensore. Qui è Dai stato Cume, bravissimo. dai tutti insieme! Devono fare molta Dai. attenzione sui calci Gai, piazzati. ti Questa prego, squadra amore può mio. contare su giocatori molto abili nel gioco aereo. Forse questa era l'ultima occasione per andare in vantaggio. Stai zitto, Marchegiani. Ancora Tonio, insuperabile Tonio oggi. Mamma mia, Nasdaq sbaglia tutto però. Si libera la grande. Dopo lo recuperiamo Maurizio, anche lui partita da 10, Erode. Numerica, vanno sfruttate decisamente meglio. Vabbè, basta però. Basta. Ancora Mauri, intervento da fenomeno. Veneziano lancia l'ennesimo Tognin. Mastodontico Tognin. Non potevamo chiedergli ancora, era difficile. In corsa Adesso così. entrambe le squadre devono fare molta attenzione a non scoprirsi. Grazie, mantenere Tudo. i nervi saldi
Fallo netto. No, porco non c'entra Diaz. di dubbio. Porco Diaz. Incredibile, pareggiare qua che capisci che non potrai, non puoi andare neanche dai playoff se non vinci queste. No! Prova ancora, occhio alla conclusione, e insacca, un gol importantissimo. No, vabbè, dai. Non un gol pesantissimo questo, soprattutto a questo punto della gara. Il portiere è stato bravo sulla prima conclusione, ma non ha potuto nulla sulla seconda. La difesa ha sbagliato, ma lui è stato bravissimo a seguire l'azione e a indurli all'errore. Non ci credo. Bravissimo. Finisce così, non c'è più tempo. E così hanno lasciato i 3 punti agli avversari, non una grande giornata. Non ci credo. Errori, alla fine, questo non è il risultato che ci può stare. Luca, ragazzi, avete ancora la possibilità che nei playoff? C'è ancora chance? Ciao, ragazzi. Venezia, Zoccolo Duro team. Venezia, Zoccolo Duro. E qua è giusto, devono giocare tutti i grandi dello Zoccolo. Ma, e vediamo se, come ho detto sempre, Asi da qua ripartirà la nostra... Sì, però non ci penso. Solo, non bestemmio solo perché c'è sta partita qua. E fatali... Oh, non ci credo. No, non ci credo. Siamo tutti in forma, siamo. Non ci credo. Non ci voglio credere. Proprio contro il Venezia. Deve giocare questa squadra qua, però. È pazzesco, è pazzesco. No, Agi, che cazzo Agi? Sei così, ve giuro che Agi lo faccio presidente della minchia. Incredibile. Tutti, mamma mia, siamo al penso. Attenzione, lo stadio che si è reso grande, sono un po' emozionato, Mamma che striscione, però la squadra dei veneziani. Non vi dimenticheremo mai. Con Veneziano che alza al cielo lo scudo. L'arbitro ha già dato il via cronometro. Il veneziano chiaramente è rimasto nei cuori, come il fenomeno era. Vediamo. Palla in avanti verso il compagno. Provano a partire in velocità. Vediamo cosa succede, vediamo se ha ragione, Agi sta anche più. Terence. Occasione da rete. Così. Ha mutualito il penso, così. Grande freddezza, grande tecnica di attuazione personale. Ha fatto davvero tutto alla perfezione. Così. E passano in vantaggio, sono partiti fortissimo. Incredibile, tutti commenti esultano. Hanno già detto i giocatori che nessuno non esulterà. Tutti esultano, scusate. La mette sulla sinistra. E Terence, così. Peccato per il furto col Cosenza, ragazzi. Dai Veneziano, vai Veneziano. Vediamo se questo stadio gli fa ricordare chi era Veneziano. Cerca la profondità. Terence. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Eyman. Ottima pressione la sua. No, palla recuperata. Così. Bravissimo Eyman. Poteva essere un contropiede interessante questo. Prova a lanciare Tonio, un giocatore incredibile. Ma ancora Tonio maestoso. Veneziano! Prende le misure il Cume. Fa respirare la difesa. Nasdaq bello. E si ripartirà con una semplice rimessa in gioco. Non si esulta, no, si esulta e come. Si libera la grande. Palla in profondità sulla fascia. La butta in mezzo. Occhio al tiro. Questo stadio deve esaltarci, cazzo. Abbiamo scritto tutte le più belle pagine della nostra carriera finora. A parte Barocco che ha vinto una Champions anche in Asia, ma questa è un'altra storia. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. La mette in avanti. Vai Tonio. Buona l'azione sulla destra. Vediamo mamma mia il Tonio. Il Tonio. Avanza verso l'area. Peccato. Intervento difensivo molto tempestivo. Siamo solo 1-0, raga. Grande determinazione. Eyman. Gai! La prende piena. Che grande parata. Cerco di risvegliarmi, ragazzi, io ci provo. Un'autentica parata d'istinto questa.
Decidono di giocarla all'indietro. Ottimo il fraseggio. Lungo passaggio in avanti. Gioca con un pallone lungo. Attenzione, il Venezia, veramente il Penzo è sempre uno stadio che ci emoziona. Qui può partire il Però adesso è un'altra realtà per tutti noi. Eyman Guy per Agi. Agi per Guy. Guarda Guy, si vede che sono le sue mattonelle. Veneziano si gira come i vecchi tempi, ma non tira come i vecchi tempi. Quanti gol ha fatto in questo stadio Veneziano? Cerca di allungare il gioco. C'è l'opportunità per il contropiede. Hanno già riconquistato palla. Pallone alto e lungo sulla fascia. Se ne va. La mette dentro. Bravissimo. Prova a verticalizzare. Bentivoglio. Anch'io. Può andare in rete. Occhio alla conclusione. Ottima la parata del vuole il rigore, ma dove? Comunque anche Mito applaudire. Cioè, i tifosi di Venezia comunque si rendono conto di cos'era questa squadra. Agi. Il Cume. Prova la giocata nello spazio. L'azione si stava facendo pericolosa, ma ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. E ancora Togno, ennesimo recupero di Tognin. Mamma mia che giocatore Tognin. Quindi meno rabone ma più sostanza. Pallone verso l'area di rigore. Guy recupera un altro bel pallone e Veneziano non c'è. Cerca l'uomo là davanti. Pintus finisce il primo tempo. E arriva il fischio finale di questa prima frazione di gioco. Finiscono così 45 minuti di calcio. Sì, ma qua tutti quanti abbiamo fatto un incidente, perché non siamo nessuno è come lo Zoccolo, a parte Terence e Tognin che invece è molto meglio. Ora nel secondo tempo dovranno cercare di legittimare questo successo magari con altre reti. 1-0 dopo i primi 45 minuti. Partiti. Siamo già nella seconda frazione. Prova a tirare. Vai Mito, bravo. Messo a testa a posto, sì, Tognin, veramente, complimenti. Prova con la palla lunga. Agi, bravissimo Agi. Allarga sulla fascia. Tognin. Bello Tognin. Terence di poco. All'interno dell'area di rigore che potevano sfruttare il suo cross, non è stato preciso. Mi mancavano le serate con voi, cazzo. Cercano un modo per far breccia nella difesa. Il Penzo è così. Stiamo giocando bene, chiaramente è solo un gol però. Terence e Tognin, i due laterali veramente i migliori in assoluto della squadra. Ottengono una rimessa laterale. Togno. E Togno se ne va e Eyman per limitare gli inserimenti in velocità degli avversari. Togno bravissimo. Agi. Cioccolatino di Agi. Veneziano! Dio Cristo! Ha tentato la giocata spettacolare, ci è mancato davvero poco. Ha dimostrato di avere un grande istinto qui. Si è coordinato bene. Certo, non era facile. Il disco ci sarà quando la classifica sarà un attimino più decente, ragazzi. Ancora Togno, ancora lui. Ancora il Togno. Ancora il Togno. Ancora il Togno. Sublime Tognin. Sublime Tognin. Bravissimo Tognin. Bravissimo Tognin. Mamma mia che giocatore che abbiamo trovato in un momento così difficile. È bello vedere un Tognin così. No, ti prego. E qui prende chiaramente l'avversario, dunque punizione. Riceve in ottima posizione. L'arbitro non ha dubbi, calcio di punizione. Spero li butto giù, cazzo. Tutto doveva fare tranne che commettere fallo in quella posizione. Ha sbagliato completamente. Ora gli avversari hanno un'ottima occasione su calcio piazzato e ci sono dei allora mettiamo Maurizio che può dare una mano con la fisico. Stanchissimo. Mettiamo Amedeo. E l'Arcangelo. Lascio Agi, ho bisogno di fisico adesso. Attenzione a bordo campo. Madonna, mica no, tempo grande. Una sostituzione. Ti prego ragazzi, attenti. Occhio alla conclusione. Mamma, l'ho vista dentro. Ci è andato molto vicino e però non ha trovato la porta.
Conclusione fuori di un soffio, peccato per lui, il tentativo era ottimo. Pintus. Agi. Amedeo. Cerca spazio e trova il Veneziano, compagno. bellissima per Terence. Può concludere. Oh, assist di Veneziano. Ancora Terence, ragazzi. Oh, gestire con più calma. Era smarcato, non si è lasciato scappare questa grande occasione. Giocata davvero molto intelligente. Oh, ma com'è? Bel gol. E si riparte da un netto 2-0. Peccato col Con questo gol Cosenza. possono affrontare il match con maggiore tranquillità. Bravo Pintus. Il discorso qualificazione sembra ormai chiuso. La tentazione di abbassare i ritmi della manovra è più che giustificata. Che qualificazione, scusate. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Noi stiamo qualificando? Non saperlo. Veneziano. Veloce. Veneziano. Veneziano. Intervento scorretto, sanzionato dall'arbitro. Se vuole provarci da quella distanza, Prova l'Arcangelo. deve cercare di dare al pallone una traiettoria imprevedibile. Colpisce la barriera. Che brutto, madonna. Veneziano. Il Come ci sta anche provando. Palla larga in Pintus. profondità. Ecco il cross. Peccato. Dai, che una volta Nasdaq me le regalava tutte. L'avversario ha avuto la meglio. Michelotto. Dai, magari me le dà Michelotto. No, Giocata in verticale. direi di no. Pallone lungo, ma la precisione lascia davvero a desiderare. La prossima davanti te, Terence. E Agi. Bravo Ancora Mauri. un ottimo intervento difensivo. Veneziano prova a lanciare subito Terence, era difficile però. È stato provvidenziale. Cerca il tiro. Ha avuto un'ottima occasione e l'ha sprecata. Non possono permettersi di sbagliare occasioni del genere. Oddio, Continuano 3-0 così, rischiano di quotato a 6. infarcela. Che bel piedino che ha Michelotto. Ma neanche di te, cioè Veneziano veramente comunque è in una crisi mistica. Ultimi 5 minuti da giocare, più eventuale recupero. Effetto Serra. Vuole regalarla Terence. Vuole regalargliela Veneziano per sbloccarsi il Kuma. Il Kuma la mette al penso. E va sotto la curva dove lo hanno tifato per anni. Ah. E si mette a piangere Veneziano. Si mette a piangere Veneziano. Applausi dalla curva dal penso. Veneziano si mette a piangere, ragazzi. Veneziano si mette a piangere come un bambino. Come un bambino. Come un bambino. Gol al penso, come tanti anni fa. Come un Kuminda che forse non c'è più. Veneziano piange, le lacrime di un uomo che ha segnato nello stadio, che lo ha reso un grande. Grande che Terence assist sublime, 2 gol e un assist. Terence si candida all'MVP. Cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. La mette in mezzo. Maurizio. Prova il cross in aria. Veneziano, vediamo se è il momento della svolta per il Cume. E come sempre Agi ha sempre ragione sto fottuto uomo. E anche Brai l'ha azzeccata. Ma che bello il pianto di Veneziano. Un pianto di un bambino, di un bambin prodigio. Occhio al traversone. Al volo. Finisce qua, vinciamo 3-0. L'arbitro dice che può bastare. C'è il fischio finale. Gara veramente a senso unico, hanno letteralmente ridicolizzato la difesa. Allora, penso che bello Veneziano, va sotto la curva ancora insieme a tutti, si riprende tutti da leader e ringrazio la tifoseria che l'ha reso, cioè, ha proprio reso grandi i giocatori hanno reso grandi Venezia. Non so più, non riesco neanche più a parlare, raga, so solo che finalmente abbiamo fatto 2 vittorie in 3 partite, è già qualcosa. Adesso si va contro la Salernitana a staccare il biglietto per la finale di Eyman, perché ci sarà la finale all'Eyman Stadium. Ok. Ecco, appunto, la squadra è già fuori. Solo contro... Pazzesco. Mettiamo Giangrosso. No. Però qua... Gasperini. Mettiamo il Gasp. Andiamo un po' di giocate anche al Gasp. Mettiamo Francone. Cazzo, anche Terence fuori forma.
E Barocco, tanti cambi, speriamo aspetta, c'è anche il 2, ma non posso proprio cambiarli tutti, mi dispiace. Venezia siamo noi, Venezia siamo noi, solo noi. Un caloroso benvenuto a tutti. Ci siamo quasi. I giocatori dovrebbero uscire dal tunnel degli spogliatoi da un momento all'altro. Un saluto a tutti da parte di Fabio Caressa e Luca Marchegiani. Grazie Fabio, mi auguro di assistere a una bella partita insieme a te e a tutti gli appassionati del bel calcio. Scusate, tanto mi riposo un attimo perché ho la gola un po' secca. Vai. Eccoci, si comincia. La sentenza Agi, ragazzi, Agi è scatenato. Se questo, madonna, se Agi, quando Agi fa così, che spo, madonna. Mi manca ancora il calciomercato con le bombe di Agi, madonna. Quanto bene voglia ad Agi, è un pazzo, un drogato. Cioè, però, ragazzi, mamma mia. Lo voglio bene a tutti, fondamentalmente. Siamo ancora qua dopo tanto. Speriamo, dai, speriamo ragazzi, speriamo. Però tanto turnover dopo la Iba Gordi col Venezia. Gai. La mette sulla sinistra. Barocco. Barocco, lancia il Kaiser. Purtroppo però. Se lascia anche il Kaiser, cazzo. Sfruttate decisamente meglio. Ancora Tognin. Sempre Tognin. Only Togno. Ottima giocata. Qua Togno ha avuto una cosa difficile, ma è ancora nostra. Gasperini. Il Marchese. Il Salerno sta attraversando un buon periodo dopo il Salerno. Vai Tonio. nelle ultime 5 partite. Fallo su Tonio, ma regalo di vantaggio. Nasdaq. Nasdaq. Spazza via. Peccato. Tenta di scavalcare la mediana e intercetta opportunamente. Buono. Visto che l'azione era pericolosa. Vai Gasperini. Bravo Gasp. Agi. Francone. Non c'è stato praticamente un tiro Agi. in porta. Le squadre Agi. sono piuttosto sotto. Agi, giocata agiana, peccato. Buon lancio. Ciao Barto. Libera tempestivamente. Eyman. Rosina. Cerca di allungare il gioco. Bravissimi, dai fiori, dai. Gervasi, bisogna segnare però Gerva. Il Gerva. Rodolfo. Tenta. Era un po' difficile. Grande parata dell'estremo difensore. Sicuramente non una parata semplice. Bartolucci sempre più polemico. Tocco morbido. Una volta si accontentavano di essere uno zoccolo, adesso vogliono giocarle tutte. Barocco. Cerca l'uomo là davanti. Palla giocata alta sulla fascia. Bell'anticipo, pericolo sventato. Sidotino. Gioca con un pallone lungo. Bravo Gianpiccolo. Provano a partire in Francone, velocità. vai Kaiser. Agi. Spettacolo Agi, no, però non perdermela così. La situazione si era davvero complicata, sono riusciti a metterci una pezza. Grandissimo. Ottimo intervento in tackle nonostante la situazione di difficoltà. Ha evitato un gol sicuro. Poteva essere un contropiede interessante Tonio. questo. Peccato. Prova a lanciare Francone. Prova con la palla lunga. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Lo spazio per il passaggio l'ha visto. Giustamente ci ha provato, ma non ha toccato nel modo giusto il pallone. Questa partita è dura, Può concludere. Bravo Mito. Cross in arrivo. No. Bravo Gianpiccolo.
Prova il filtrante. Serve anche Grizzly. C'è Tognin, l'opportunità per il contropiede. come sempre, nel posto giusto al momento Cerca di giusto. allungare il gioco. Kaiser, Palla in Francone, profondità per Vocina. il compagno. Vocina, Kaiser. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno Il sfruttate dottor decisamente Puccio, anche il meglio. dottor Puccio però. Agi, bellissima azione. Agi, Cerca Agi, fondo, palla al piede. Agi, Prova a Agi tirare. e tira. C'è mancato poco e sarebbe andato. Arbitro che fischia la fine della prima frazione di gioco. Entrambe le formazioni a riposo dopo 45 minuti in cui gli attacchi hanno sparato a salve. Non una brutta partita in ogni caso. 0-0 alla fine del primo tempo, tutto ancora in bilico. Si Grande riprende con Rocco. il secondo tempo. Si scaldano Terence e Veneziano intanto. Possono cambiare. Speriamo che la gara si accenda. Bravo Gianpiccolo, Gianpiccolo bisogna metterlo anche se in questo periodo non ci sarà molto in chat. Rosina aveva pescato magnificamente il compagno. Peccato. Il guardarini ha deciso, sarà calcio d'angolo. Smanaccia, via il pallone. Bravo Guy, questo è il Guy che vogliamo. Franz, vai Kaiser Franz, Vocina Franz, Vocina Franz, Vocina Franz. Ah, speravo nel tiro. Lenti sul tiro, non sono lenti, siamo lenti nel tirare, raga. Hanno già riconquistato palla. Il Salerno deve ringraziare il proprio allenatore per il risultato ottenuto nella partita precedente. Un capolavoro dal punto di vista tattico. Le sostituzioni si sono rivelate No. azzeccatissime e la squadra... Ecco il tiro. E Ma il sti Sacca, porco Diaz di un 1-2. gol importantissimo. È arrivato il gol del vantaggio. Il Salerno ha effettuato un ragazzi, grande contropiede. Sono stati rapidissimi non ne veniamo nel fuori, trasformare siamo- una palla recuperata in un gol. Siamo troppo discontinui. Il Salerno segna il gol che sblocca la gara. Sembra che il tè negli spogliatoi gli abbia fatto bene. Prova a verticalizzare. Ancora sotto, hanno bisogno di Rocco. cuore e forse di un colpo di fortuna Rocco. per aggiustare la situazione. Perde male Rocco. Pucino recupera un pallone importante. E passa. Pucino si spinge in avanti. Non poteva sbagliare. L'avversario altrimenti rischiava di arrivare in porta. Francone. Dai prima di uscire Franz. Dai prima di uscire Franz. Ma passa! No vabbè ragazzi, ma c'è qualcosa che non va, perché non... Siamo proprio lenti nel fare le cose. Palla di nuovo verso il centro. È proprio questo che devono fare. Devono insistere. So, un altro anno in B, Un'altra raga, dobbiamo scelta. farcelo. Devono buttarsi in avanti. Proprio così. Fischio del direttore di gara. Calcio È di quasi punizione. certo ormai. L'arbitro gli si avvicina, può starci il cartellino che infatti arriva. Giallo. Vai. Riceve un pallone interessante. Ci prova. Ma vaffanculo, va. Altra sconfitta, è un po' frustrante per questa stagione. Sidoti. C'è la palla lunga in avanti. Non c'è subito il salto veneziano. Ottima azione difensiva. Chiama Amedeo. Rosina. Bella rete di passaggi. Ancora fuori dall'area. Vai Senza Guy. dubbio c'è bisogno di stringere le maglie delle difese. Ci sono elementi pericolosi in campo oggi. Se devi Veneziano scegliere ci qualcuno prova, da ma niente da marcare, fare. direi che l'uomo che smista i palloni è la persona giusta. Se non gli permetti di gestire palla, hai risolto. Anzi, se la perdiamo metà questa è dei l'ultima problemi. perché sono veramente stanco. Anzi, diciamo che è l'ultima comunque. Sono un po', sono sincero, sono un po' scazzato. Più che altro il discorso che non facciamo un filotto neanche per sbaglio. Terence.
Si fa largo con grande determinazione. Terence. Sidoti. La gioca in area. Riesce ad intercettare. Terence bravissimo. Veneziano in area. La conclusione. Questi qua una volta erano gol secchi. A questo punto del match non possono restare nella loro metà campo, devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi troppo. Bravo qua Veneziano. Per Gai. Gai per Terence. Agi. Agi. Negli ultimi istanti di gara. Agi. Tempo per un gol, per una preghiera. Palla allontanata senza troppi complimenti. Tutte e due le squadre hanno optato per il cambio. In effetti non ne aveva più. L'allenatore ha fatto bene a far Agi la uscire dal perde. campo. Pintus. Cross in arrivo. Terence. Niente da fare. Ci mette Andiamo la idea di pensa. testa. Bravo. Possibilità per un cross. E dopo la Cross. sbagliamo. Meglio in Porca questa madosca. circolazione della palla, non hanno più tanto tempo per rimediare. Dai. Rosina si allunga e trova la palla. Oh, vuol dire che l'anno di B&B ci fa salire me. Cioè, L'arbitro dice che può bastare. Sono stufo, fischia la però, fine sono della stufo. gara. Oggi non sono stati certamente fortunati, è vero, però ci sono anche delle colpe sulle quali dovranno riflettere. Forse nella ripresa hanno accusato un calo fisico e gli avversari sono stati bravi e spietati. Siamo 13esimi a 24 punti. Sì, 6 punti dal sesto posto in realtà. Però. Raga, non sotto il comandante veneziano, vi lascio con un po' di amarezza, sono sincero. Però vabbè, vi voglio bene. Raga, vi saluto con una gemma. Eyman. Dolce Eyman. Indescrivibile Eyman. Mi prometti che nella prossima live, nella prossima diretta, le vinciamo tutte. Al massimo 2 pareggi, ma il resto le vinciamo. Me la fai questa promessa? Grazie. Dolce Guy. Notte, fioi, vi voglio bene.